Ed ora andiamo a Susegana, l'oasi delle api è appena nata, un terreno ovviamente coltivato con colture mellifere per creare delle arnie didattiche e soprattutto un polmone verde nel bel mezzo di una zona industriale. Chi sono i protagonisti? Lo scopriamo nel servizio. 1 milione di api, insetti utili per la produzione di miele e millefiori, ma anche insetti indispensabili per l'impollinazione delle tante specie vegetali della zona. Questo è il risultato dell'accordo tra il comune di Susegana col Diretti Treviso, Consorzio Agrario di Treviso e Belluno e APAT Veneto. Un bellissimo esempio pratico di quello che si può fare nel nostro territorio. Abbiamo trovato nell'amministrazione di Susegana un'attenzione massima a questo problema, a questa iniziativa che trovo che sia straordinaria e che dà anche un segnale forte non solo ai cittadini ma anche a noi viticoltori, a noi operatori, perché comunque sono iniziative che fanno capire che si può assolutamente far coesistere e convivere un'ape, un insetto così sensibile anche in situazioni difficili. L'oasi delle api sorgerà tra l'Electrolux e gli altri stabilimenti di via Caduti sul Lavoro, un'iniziativa che diventerà un'aula naturale dove le scuole potranno ricevere lezioni di biodiversità. Un simbolo per pensare proprio ogni giorno, per avere sotto gli occhi tutti i giorni il cambiamento del nostro rapporto con l'ambiente, la nostra attenzione e la necessità di cambiare regolazione su tutti questi problemi. Un segnale concreto per il territorio. Grazie alla disponibilità del Comune di Susegana che ci ha fornito questo terreno in area industriale di 4.000 metri di questo campo, dove noi andremo a piazzare tramite il Consorzio Agrario una decina di arnie, perciò circa 1 milione di api, che con il sovescio, con i fiori mieliferi che sono stati seminati, potremo produrre un miele di millefiori che darà finalmente anche un segnale forte e concreto a quello che si può fare, che è un centro di un paese, e diventerà anche una scuola didattica dove porteremo i ragazzi delle scuole a far vedere questo processo straordinario che lega appunto l'agricoltura e l'ambiente e la sostenibilità.